Decadenza del sindaco respinta, è ancora stallo in comune a Castelfranco dopo l'ultimo consiglio comunale sollecitato dal prefetto con questo unico punto all'ordine del giorno. Stefano Marcone è quindi ancora ufficialmente sindaco della città del Giorgione, nonostante l'incompatibilità con la carica di consigliere regionale. Alla resa dei conti tra maggioranza ed opposizione la votazione è finita ancora 12-12, ma rispetto alla settimana scorsa c'è stato l'intervento della segretaria generale Chiara Perozzo, la quale ha sottolineato come un altro voto contrario alla decadenza del sindaco potrebbe rendere il provvedimento illegittimo. Durissima l'opposizione. Adesso siamo 12 pari, essendo uscito il sindaco, e quindi la non maggioranza di governo della città non può scegliere autonomamente senza il nostro supporto di voti che non abbiamo dato per la decadenza del sindaco. Il sindaco si deve prendere la sua responsabilità, se n'è andato, consapevolmente lasciando Castelfranco in questa situazione, si deve dimettere. Ribatte Marcon, che chiede un incontro al prefetto. La mia intenzione è chiedere un incontro con il prefetto per fare chiarezza, perché quello che mi sta a cuore è che ci sia l'atto legittimo. Da una parte abbiamo il segretario comunale che attesta l'illegittimità del procedimento, dall'altra abbiamo le opposizioni che dicono invece essere legittimo. Questa questione deve essere chiara. Io non ho mai fatto percorsi di illegittimità e non intendo farli neanche in questa fase finale del mio percorso politico-amministrativo a Castelfranco Veneto. Decadenza o dimissioni sembrano tecnicismi, ma gli effetti sono assai diversi. Le dimissioni di Marcon aprirebbero la strada al commissario prefettizio, mentre la decadenza lascerebbe in carica l'amministrazione attuale con il passaggio del testimone alla vice sindaca Marica Galante fino alle elezioni. Ed è proprio questo che l'opposizione contesta. Avere una non maggioranza che galleggia perché di fatto non può decidere nulla, se non avere più visibilità durante la campagna elettorale, ci sembra un regalo immeritato a questa amministrazione che ha già fatto sufficienti danni alla nostra città.